Ai 58 dipendenti della nostra famiglia di via Carducci, storico centro riabilitativo psicomotorio per minori, e agli altri lavoratori del Veneto e di altre 5 regioni, la direzione ha proposto il cambio del contratto nazionale da sanità privata a case di riposo, da 36 a 38 ore settimanali allo stesso stipendio. I lavoratori non accettano, i genitori sono dalla loro parte. E posso dire che mi hanno salvato la vita, sono delle persone professionali e questi bambini non hanno voce per poter urlare quello che sta succedendo, non si può lasciarli abbandonati. Il contratto nazionale di lavoro di questi operatori, quello della sanità privata, è scaduto da 13 anni. Dopo 13 anni si stava arrivando al rinnovo contrattuale AIOP-ARIS, nostra famiglia si è sfilata da questo rinnovo e ha deciso di cambiare contratto. Questo perché? Perché riteneva che il rinnovo contrattuale per loro fosse troppo oneroso e quindi si è sfilata proprio lo stesso giorno in cui c'era la trattativa per il rinnovo contrattuale, si è sfilata. E ha comunicato ai dipendenti il cambio del contratto dal 1 febbraio su 38 ore settimanali anziché 36 e allo stesso salario. La trattativa deve poter continuare a livello nazionale tra nostra famiglia, governo e regioni. Che dovranno trovare le risorse e l'accordo per far sì che anche nostra famiglia possa sostenere il rinnovo del contratto che è ARIS, AIOP, sanità private, che è in fase di rinnovo. Se lei dovesse dare un voto da 1 a 10 a questo personale, darebbe? 15. Mi hanno aiutato tantissimo, mia figlia non parlava, è entrata che non aveva il verbale e con loro adesso mia figlia parla.